Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a Analyze Flash del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di quelle persone imprigionate mm, imprigionate non dico in un corpo eterico, ma in un cammino eterico negativo. Noi viviamo in un periodo storico fantastico in cui tantissime persone che fino a un'incarnazione prima erano analfabete e morivano per strada di fame senza vitamine, oggi si trovano a poter vivere in un mondo in cui, almeno in Occidente e soprattutto in Italia, c'è spazio per tutti. Ma molte di quelle persone che oggi vediamo che stanno bene, magari sono anche diventati sindaci nelle loro città, per chi ha la possibilità di viaggiare nel tempo a livello eterico, può vedere che magari nella vita prima hanno avuto proprio un karma difficile. Certo, nel passato queste situazioni erano all'ordine del giorno perché c'era una piccola fetta di persone che eh, viveva in un modo sopra le righe. Il resto arrivava a 20-30 anni, soprattutto in città, in campagna magari vivevano un po' di più, morivano di denutrizione e di patologie annesse, no? E quindi oggi si trovano magari con una certa cultura perché hanno avuto la possibilità di studiare, con un certo benessere economico perché magari nel boom, sono nati magari nel baby boom, quindi hanno avuto la possibilità di avere un lavoro, no? Che gli ha dato la possibilità di avere un buon stipendio. Beh, noi troviamo una massa di persone che si è riversata sui social, si è riversata sui social e magari si fa trascinare un pochettino dal pifferaio magico di turno, di gente che è entrata e ha capito che è un business e quindi cavalca la New Age, cavalca il Reiki, cavalca le Genesi, cavalca tutti quei sistemi che hanno sì una base storica importante, ma che vengono riciclati, illustrati, pitturati come nuovi. E purtroppo, poi chi ne fa le spese sono quelle persone che incautamente entrano e si legano a situazioni difficili. Spesso e volentieri mi chiamano persone che pensano di risolvere questi legami di, non so, fatture o di entrata in materia in gruppi magari pericolosi in cui sembravano agnelli, ma in realtà erano lupi, e hanno fatto magari di giuramenti di sangue pensando che fosse uno scherzo, hanno, come si dice, fatto delle invocazioni pensando che fosse uguale a un'evocazione, non hanno usato certe protezioni, insomma, hanno cavalcato l'onda della New Age incauti. E quindi non si sono resi conto che l'eterico è un mondo importante. Ultimamente sto guardando una serie televisiva su Prime, su Amazon Prime, e ci sono delle cose importanti in questa serie che vengono dette sotto traccia, ma per chi ha conoscenze esoteriche sono cose importanti da sapere, no? Molto probabilmente il regista e chi ha scritto questa trama aveva delle basi esoteriche importanti e sta cercando di avvisare l'umanità. Diciamo che è una Matrix evoluta, no? Perché? Proprio perché stiamo entrando in una nuova fase dal 2020 al 2029 in cui il mondo cambierà, la percezione e la realtà praticamente cambieranno, molte persone si sveglieranno da questo 2012 salto quantico, arrivano gli extraterrestri, insomma, quelle cose da avan spettacolo e ci renderemo conto che l'uomo in senso non come intendiamo noi essere umano, ma l'uomo come senso animico, no? L'uomo cabalistico ha un grandissimo potenziale, solo che magari si è distratto un po'. Allora, tutte quelle persone che hanno incominciato a seguire un po' questa New Age, questo carrozzone davanti spettacolo e magari hanno fatto giuramenti, magari vanno anche a bere un caffè con persone che hanno una scia energetica estremamente negativa, no? Voi dovete sapere che, ad esempio, c'è una cerchia di cabalisti che vivono solo tra di loro, perché giustamente dicono, se noi ci contaminiamo, rischiamo che
ci siano scie energetiche o geni che ci possono contaminare. E in fondo questa è una grande verità. Quindi a quelle persone che incautamente perpetuano anche dicendo ma questa è una buffonata, questa diceria, beh, che incautamente entrano nei social, vanno nei vari gruppi, pizzicano di qua, usano la genese di là. Insomma, bisogna stare attenti perché poi quando entra un genio in casa, per tirarlo fuori, come spiego sempre Marietto nelle varie pillole, per raccogliere le vacche che sono scappate a stalla, si fa 10 volte più fatica. Cioè, l'eterico comanda il mondo, non pensate che è il mondo che comanda l'eterico. Quindi tutte quelle persone che incautamente hanno, non so, sono entrati in gruppi di New Age e magari hanno messo anche il loro nome dentro una genesa insieme ad altri. Io ho fatto sempre il presupposto che tutti siano stinchi di santo, dei Padre Pio, dei Sai Baba, ma cari miei, magari c'è qualcuno che si porta attaccato un parassita, capite? Quindi bisogna sempre stare un pochettino attenti, perché poi dopo mi chiamano pensando che basta accendere qualche cero, qualche incenso per poter scacciare dei geni che magari sono o nelle attrezzature elettriche o sono nella casa, negli infissi, oppure sono addosso e nella casa, nelle attrezzature. Insomma, ci sono situazioni veramente complicate e difficili. Quindi non è che poi basta una pacca sulle spalle e la cosa come si dice, si mette a posto. Il problema è che poi ne pagheranno i figli, i nipotini e via dicendo, perché pure nella Bibbia c'è scritto che gli errori del padre ricadranno per mille generazioni sui figli. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato e mi raccomando, continuate a seguire il legale Marietto Veneziano. Grazie e alla prossima, ciao.